Corsa di chiusura per questo martedì dal Savio, un miglio che vede al via 11 concorrenti, 1 Ulrica dei Daltri, 2 Urban Legend, 3 Velia, 4 Valchirie e Matto, 5 Vandala Guapa, 6 Vanilla Club, seconda linea 7 Uragano, 8 Victor DL, 9 Vesna Daghi, 10 Ugian, 11 Untouchable LG. Proprio Untouchable LG, il più appoggiato in chiusura, numero 11 Roberto Vecchione in sediolo, e giocata anche Vanilla Club però. E Valchirie Matto, Vandala Guapa, le alternative principali. Vediamo in partenza proprio il numero 5 Vandala Guapa che conquista la testa, all'esterno veloce anche Vanilla Club, parte bene anche Valchirie Matto, ma rimane all'esterno per l'inserimento di Urban Legend. Intanto spostato al largo, le sbaglia però Valchirie Matto. Numero 4 Valchirie Matto, squalificato. Numero 10 Ugian, squalificato. Completano i primi 400 metri di gara con Vandala Guapi in vantaggio, la terza ruota di Uragano che risale gradualmente il gruppo. Sopravanza Vanilla Club dopo 500 metri di gara e va a prendere contatto con Vandala Guapa. Intanto in seconda posizione Urban Legend precede Velia. 600 iniziali in 46,7 con leader Vandala Guapa che allunga sulla presenza di Uragano. In seconda posizione si mantiene Urban Legend, mentre più indietro rimane Vanilla Club. 800 in 1-1-3 con 14,6 davanti alle tribune. Sempre Vandala Guapa a fare l'andatura nei confronti di Urban Legend, Uragano all'esterno, poi si ingamba Untouchable LG all'esterno che va direttamente a prendere la scia di Uragano dopo un chilometro in 1:16,6. In vantaggio Vandala Guapa, Uragano si impegna al largo, è seguito da Untouchable LG alla corda Urban Legend, poco più di 400 alla conclusione. E Vandala Guapa in vantaggio, Uragano in seconda posizione davanti ad Untouchable LG che sta superando Urban Legend, si accoda Uragano mentre Untouchable LG prosegue nella sua risalita, va a contatto di Vandala Guapa al completamento della piegata. Vandala Guapa entra in vantaggio, Untouchable si presenta al suo esterno, poi Uragano retta d'arrivo con Vandala Guapa in vantaggio, ma Untouchable LG attacca a centropista, si avvantaggia, passa Untouchable LG per vincere nettamente. Secondo posto sul palo per Uragano, mentre al terzo finisce Vandala Guapa. 1:16,2 il ragguaglio conclusivo e la vittoria per Untouchable LG. Roberto Vecchione che raddoppia così in serata il training di Carlo Belladonna. Untouchable LG quota di 2,41 al totalizzatore. Secondo posto per Uragano che finalmente chiude un percorso, finisce un percorso ed è anche sfortunato perché corre molto bene tutta corsa di fuori scoperto e alla fine è buon secondo. E al terzo chiude Vandala Guapa. È tutto per questo convegno di corse e l'appuntamento è per venerdì prossimo.